Il Santo Padre Francesco ha ricevuto nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, insieme alla delegazione dei sindaci di frontiera aderenti al progetto Snapshot from the Borders. Nel suo intervento rivolto a Papa Francesco, il sindaco Martello ha toccato alcuni temi legati ai flussi migratori, all'impegno nei territori di confine, coinvolti in prima linea sul fronte dell'accoglienza. Nel momento in cui ho iniziato a parlare di fronte a Sua Santità, mi tremava la voce, ha detto il sindaco Martello al termine dell'udienza. Papa Francesco ci ha ricordato l'importanza di restare umani e di rimanere uniti, e anche lo spirito che ha messo insieme noi sindaci di frontiera, ha proseguito Martello, perché spesso ci troviamo di fronte a problemi epocali che non possono essere affrontati in solitudine. Quando anche in un oceano si incontrano due idee che sopravvivono alle onde, può nascere qualcosa di straordinario. Il progetto Snapshot from the Border, finanziato dall'Unione Europea, vede come ente capofila per l'appunto il comune di Lampedusa e di Linosa, mette insieme 35 partner, tra cui 19 città, isole e territori di frontiera di 13 paesi europei, impegnati in prima linea sul fronte dell'accoglienza, e ben 16 associazioni della società civile. Nel corso dell'udienza al Vaticano è stata anche illustrata a Papa Francesco la campagna nata nell'ambito del progetto Snapshot per far sì che il 3 ottobre, data che nel 2013 ha visto il più grave naufragio di migranti nel mare di Lampedusa, possa divenire giornata europea della memoria e dell'accoglienza. Al termine dell'incontro il sindaco Martello ha donato a Papa Francesco una croce realizzata da un artigiano lampedusano con il legno delle imbarcazioni dei migranti e una maglietta con la scritta "Io sono pescatore", hashtag lanciato dallo stesso Martello per ricordare che per la gente di mare non esistono barriere e chi è in difficoltà va aiutato.